Da Lampedusa ieri sono giunti a Porto Empedocle a bordo del traghetto di linea circa 70 minori non accompagnati, che adesso si trovano ospiti della struttura di prima accoglienza del villaggio Mosè ad Agrigento. La furia immigrazionista del governo non intende assolutamente arrestarsi, incurante dell'espandersi della pandemia nel nostro territorio, dichiara il commissario di Fratelli d'Italia di Agrigento, Calogero Pisano. In questo periodo di Covid, di restrizioni nel quale tante attività commerciali agrigentine sono costrette dalle imposizioni del governo a tenere le saracinesche chiuse, dopo peraltro aver speso inutilmente nei mesi scorsi migliaia di euro per mettere in regola i locali secondo le prescrizioni anti-Covid, l'unico settore che non conosce crisi è quello dell'accoglienza. Il governo daltonico del Presidente del Consiglio Conte dichiara la regione siciliana zona arancione, chiudendola di fatto a tutto il mondo, conclude Pisano, ma non a migliaia di clandestini che continuano ad approdare sulle nostre coste. E sul tema è intervenuto anche il consigliere comunale di Agrigento, Pasquale Spataro. È di poche ore fa la notizia della riapertura del centro d'accoglienza di Viale Cannatello al villaggio Mosè. Ad appena un mese dalla sua chiusura, disposta a seguito di gravi fatti che hanno visto protagonisti gli ospiti della struttura. La comunità, prosegue Spataro, non può insistere nel luogo in cui oggi è ubicata, in quanto non idonea ai compiti istituzionali che gli sono stati affidati, collocandosi nel pieno centro del popoloso quartiere del villaggio Mosè, a poche decine di metri dagli esercizi commerciali e dalle abitazioni. Non si può continuare a minare la serenità di un intero quartiere frutto di scelte errate senza tenere in considerazione l'emergenza epidemiologica che stiamo vivendo. I cittadini, conclude Spataro, si aspettano che il nuovo sindaco stia al loro fianco, che attivi subito un dialogo con la prefettura affinché questa situazione venga rimossa urgentemente.